nessuno gli risponde sta casa, tu mi metto da qua, a Saki, che sarà, ma porco. Ho capito, vengo. Pronto? La sento male. Non sarà mica qui dei telefoni, ho già cambiato, sa buondì, la guarda, mi sono a posto su tutto, ho cambiato anche il phone l'altro dì, perché il filo le sdinze, proprio, siamo a posto, telefoni, tutto, aspirapolveri, tutto, non hai bisogno di niente, anche perché non hai soldi, anche poi se hai bisogno, come il massaggio, la vada, mica mal di schiena da anni, lo provai tutte, provai il via mal, il volta mal, il cava mal, adesso uso il tegnetel mal e quel, guarda, lei è una roba, tegnetel mal, praticamente non fa niente, però non fa neanche male, non fa neanche depumare almeno. No, anche la sposa era a posto, la va lì dalla, come si chiama, la Glenda Casali lì, fa le onde dei peli, le faccia, peli, insomma, robe di donne. Sì, no, ma se trova, anche interessa questo, la deve andare dopo il poli di arco, dopo la rotonda, la va avanti, la salta il poli, la salta Leonardelli, sempre andando dove arriva sulla destra, la va avanti ancora, la salta il brico, occhio che quando arriva al distributore la deve andare subito a destra, la vede in bar si chiama Marameo, che non è scherzo, è proprio un bar che si chiama così, occhio che all'entrata lì in scalin, magari che sono l'eroe, state attenti, ma il sondaggio, ma devi spiegarsi bene, il sondaggio non sarà mica di quelli che dopo ti rispondi a una fracca di domande, dopo ti arriva a casa quel che dico che non volevo però ti ha costretto di dargli i soldini lo stesso, perché devi firmare, si sa, no. Ma come per il voto di quest'autunno? Cos'è che si vota quest'autunno? Ma è già cascato il governo, l'ha appena messo? Noi capiamo, appena cambiato il Papa, ma qui in Trentino non mi risulta, sarà. Perché non è pure Lorenzo, il principe lì, e di lei? Ale a Roma, coi preti mai, ma e quell'altro lì, quel con Carien Cross, mezza peloia lì, il Pachera, non vuoi neanche quello, no? Si è stufato. Per tornare a scuola. Sì, non era una zima, non era una gran zima, si vedeva che la faccia ripetente, dai, un po' mestempiali, cioè si vede che sta. Ma come che otto? Sarà anche affari miei, signorina, cioè, so da io adesso che bisognerà votare, ma tante, bisogna vedere se è vera, perché sa, il telefono, tanti fai scherzi, ma se dico qualcosa dopo l'organizzazione, no, perché che dico, tra poco si sposa me ne ho, no? Allora, se magari chiese su, non so, delle tazzine, dei servizi, robe così, risparmio sul regalo, no? A me, insomma, ne venimo incontro. Va bene, mi dica, la mi dica sta lista. Vabbè. Piano. Mosa non conosco, no? Quel baffo lì
La pallavolo sì, ma non... Sì, l'ho visto una volta, no. Rossi, ecco, non mi pare dei nostri, scusa, ma non mi pare dei nostri. Se mi dici Bertamini, Michelotti, Miori, Zucchelli, dopo che mancano noi i nostri forestieri, i bresciani, i veronesi, però Rossi mi sa che è roba da Milano. È un parente mai di quel che gioca il ballone, Orlo di Vicenza, quelle mande lì. Sì. Ah, poi se la mi dice che lei è a capo del misciò fra comunisti e dei tedeschi d'ansuli dall'Alto Adige, capirà che non può essere dei nostri, Qui noi veniamo da anni di democrazia cristiana, poi quelli dell'Est ben, dai, cioè, uno cioè, a posto, a modo, dai. Insomma, se è a Roma, si vede che, non so, cognerà anche a lui. Guarda, fan così, la me manda i depilanti, no? La me manda i depilanti che quando ho visto i meocchi, quei faccioni lì che adesso dovranno su, che so di qualcosa di preciso, mi telefona quando mi arriva, da chi una settimana, ecco, quando è che si va a votare? In ottobre, ma i primi, gli ultimi? Non so perché in quel periodo lì non so neanche se vuole sono in pensione, cioè, magari la sposavano a farsi in giro, vediamo. Comunque era da telefono, da chi ha desiderato, mi manda i depilati ma benedetta donna, mira i giornali da quando siamo a casa, ho leggerli a bara gratis, come tutti. È un casino leggerli gratis, perché la gente la pensa che avevi dentro, ancora prima di ordinare il caffè, la ciappa il giornale da 60 giorni, o la sta lì a volte anche a fin mezz'ia, e a volte ma pazienza, va, stamattina ho visto se va torne, ma questa volta va torne, però insomma si fa così, no? Cioè, poi uno venire, capisce la televisione, la stessa roba, ma sì, guardo i zoghi lì, quelli dei Pachi, quelli dei Bonolis, bravo Bonolis, bravo, a parte che è un terrorista come me, ma è bravo, anche guardavo da quando ero boccia, che faceva bim bum bam, sa che faceva quei versi, quel pupazzo lì. Pronto? Oh, c'è da mezzo. Ma a me, sta chi che piace eredità e conti, ma quelli sempre neger, anche guarda che ha un buon tempo per ciappare soldi, io, ma dai, ma un po' metterlo così.